Prima il Veneto, punto. Perché punto? Pierangelo Del Zotto. Perché prima il Veneto, punto, poi non ce n'è altro per nessuno. Volevo... Mi piace Sì, cioè il punto e basta in sostanza. Noi Sì. abbiamo un decalogo di 10 punti ovviamente, il primo punto dice l'indipendenza, gli altri 9 punti sono conseguenza del primo, se otteniamo il primo gli altri inutili per la scuola propria, il turismo proprio, una gestione propria, ha avuto il primo punto e tutto il resto viene a catena. Dicevo, stavo raccogliendo un attimo gli interventi e anche il suo direttore, anche nel 1956 Napolitano ha diviso l'Italia in due, ricordo, quando l'Ungheria, quando i russi, no? Entrarono con i carri armati in Ungheria, anche là divise l'Italia in due. E io posso parlare della scuola perché sono insegnante da 26 anni. Cosa insegna? Economia aziendale. Ecco. Insegno per 6 ore alla settimana perché è il mio metodo per invecchiare bene, star bene, amare i ragazzi, loro mi amano perché in 6 ore non faccio danni, arrivo a giugno che sono assolutamente sereno, i colleghi sono completamente cotti. Questo dovrebbe essere l'ultimo anno, già doveva esserlo 2 anni fa, ma poi una signora piemontarda decise di no, il cui nome finisce per Fornero. E quindi io in 26 anni non ho mai vissuto una stagione di disagio come questa. Economia aziendale, che è la materia che poi va alla maturità, quest'anno ho avuto gli ultimi miei colleghi una settimana fa e questo è assolutamente intollerabile. Io passo sedia per sedia, io ho fatto 24 anni di Lega, di cui 15 di militanza, poi un giorno non ce l'ho fatta più, sono andato sul prato di Pontida e mi sono permesso di fischiare Tosi, che all'epoca secondo me si stava impadronendo della Lega con un colpo di Stato. A proposito di colpi di Stato, ne viviamo tutti i giorni i colpi di Stato. Sono stato espulso assieme ad altre 34 persone, 34 ne sono uscite espulse, 200-300 per coerenza politica, personale, per amicizia sono uscite completamente dalla Lega. Tanto è vero che adesso la Lega a Venezia non esiste più. Noi siamo presenti a Venezia, siamo presenti a Vicenza, siamo presenti a Padova, a Treviso, nel Veneto orientale e così ci rimane la soddisfazione di sapere che una persona che ha espulso me poi è stato allontanato da un partito, quindi per la proprietà transitiva un espulso da un espulso aveva ragione in sostanza. Ecco. Ho un passato sportivo notevole, sono stato arbitro di calcio a livelli nazionali, quindi conosco il mondo dello sport, quindi sto facendo sintesi degli interventi, però la mia posizione politica è quella della assoluta indipendenza. Tanto è vero che ho portato un libricino che poi magari presento, che si intitola, è di Kenichi Omae, che è un docente giapponese che insegna in America, negli Stati Uniti. Il titolo è La fine dello Stato-nazione. La fine. E la nascita degli stati socio-economici, quindi Catalogna, Veneto, Baviera e quanto volete voi. Deciso, insomma. Assolutamente, è l'unica maniera per sopravvivere e la storia di ieri ce l'ha insegnato. No, intanto voleva dire sì, no, una cosa molto veloce. Rapidi, allora, mi raccomando. Molto veloce. Io ho una quinta, dicevo prima che insegno, una quinta. E i ragazzi mi chiedevano cosa facciamo e chiaramente non potevo espormi perché uno... No. Cioè, ecco, appunto. Però Però ho visto che erano tutti orientati per il no. La vera novità è che per la prima volta c'è stato il rimbalzo sulla presenza, perché siamo abituati da 30 anni che ogni volta che si vota si perde un 2%, 5%, eravamo arrivati al livello anche del 50%, ok. Questa volta ha votato il 70%. Cioè, è stato fantastico. E il 20% che ha perso Renzi è sul 20% di gente che era anni che non votava. E Perché questa volta è stata toccata sul vivo, come diceva lei direttore, e sono andati a votare proprio perché difendevano il fortino. Abbiamo un ministro che è nato sicuramente in Veneto, se non lui, i suoi avi, e che si vergogna di farsi chiamare Padoan. Chi è? Padoan. Sì. Cioè, già questo, voglio dire, è veramente uno che tradisce le sue radici. Lui deve chiamarsi Padoan, non all'inglese Padoan. Dove è nato lui? Il cognome è padovano, veneziano. Beh, conosco Padoan, io conosco. Padoan nascono a Venezia perché vengono da Padova, no? Come Visentin, come... I cognomi hanno 3 origini, che mestieri fai, chi era tuo padre e da dove vieni in sostanza, no? Sono i 3 motivi del cognome. Quindi Padoan è uno che viene o Pavan è uno che viene da Padova. Sì. E probabilmente nasce a Venezia, nasce nelle campagne veneziane, ma viene da Padova. Pronto? Non Padoan. Mi scusi. Prima il Veneto, punto. Indipendente del Veneto, indipendentista con Zaia. Ma se volete l'indipendenza, ma perché non vi unite, ragazzi?
Perché volete essere troppi cappocci. Non è vero, Ma guardi, dico io, come no? vabbè, allora, Questo non si smuove, Il- quell'altro non si smuove, quello io no, il parole sono mi. Ragazzi, 30 tutti secondi, paroloni direttore. qua. Noi siamo partiti, siamo uno spin-off di un movimento. Noi siamo quelli, sono gli altri che ogni 6 mesi si dai, suddividono in due. Noi già siamo sempre detto- quelli. già detto sono E non quelli. abbiamo mai detto di no a nessuno. Noi siamo Unitevi. aperti per tutti. Siamo qua. Unitevi. Noi lo E lancio allora- ufficialmente. Noi siamo per la collaborazione con chiunque abbia come primo punto del suo decalogo Veneto indipendente. Noi siamo qua, io sono segretario nazionale, lo posso dire. Allora unitevi. Noi siamo qua. Unitevi. Cosa Che vuol dire vengano, segretario perché noi nazionale? siamo qua. Nazionale del Veneto. E certo, la nazione Veneto. Beh, vale per noi, vale anche per loro. No, perché anche lei è presidentessa nazionale. No, per noi e anche per la Lega il Veneto è nazione. Il Veneto è nazione. sì, È così, Marino? Certamente il nostro statuto prevede questo. Prevede quello. E Wow, 22 anni di storia, non abbiamo sì. dimenticato anche l'idea dell'indipendenza, perché non più tardi di 9 mesi fa io ho presentato un nuovo disegno di legge per proporre il referendum Ho sull'indipendenza. capito.